Buongiorno, un saluto dalla regione del Veneto, una regione che penso abbia veramente nel suo piano amministrativo la necessità di guardare soprattutto a quello che è il futuro del nostro territorio e quindi del nostro ambiente, sicuramente legandolo a quello che è l'aspetto di impresa, perché se il Veneto ha raggiunto certi livelli a livello sociale, economico e appunto in questa regione sicuramente è dovuto a quella che è stata una sinergia per lo sviluppo dell'impresa e quello che appunto nell'ambito delle istituzioni, dell'amministrare la cosa pubblica è diventato la necessità di trovare una sinergia. Io ringrazio Ongaro per l'invito, sicuramente nell'ambito di una fiera come questa, guardare a quello che è l'aspetto della green economy, di quello che può essere uno sviluppo anche imprenditoriale del nostro Veneto diventa fondamentale. Soprattutto perché appunto già dal titolo vivere bene, produrre green, si guarda a quello che è il benessere. Il benessere che sicuramente sappiamo è legato all'azione dell'uomo. Arriviamo da questa settimana che ha visto la ricorrenza, ad esempio, del Vajont. Abbiamo visto cosa vuol dire l'azione dell'uomo nell'ambito appunto anche della green economy, di quelle che sono le energie rinnovabili, cosa vuol dire magari gli errori che può fare l'uomo nell'ambito della gestione anche delle risorse rinnovabili. E quindi c'è bisogno veramente di guardare a quello che è un equilibrio. Un equilibrio che, ripeto, guarda al benessere lavorativo di chi lavora, di chi deve essere tutelato nell'ambito della sua attività, il benessere produttivo che è legato proprio ai nuovi sistemi produttivi che guardano soprattutto all'abbattimento dell'inquinamento. Le nostre imprese guardano, e forse questo è anche il salto di cultura, a quello che è l'innovazione tecnologica anche produttiva. E come regione siamo attenti nell'ambito delle autorizzazioni, dal VIA all'AIA, a tutti quei sistemi di controllo che devono essere preventivi nell'autorizzare a certi tipi di impianti, che possono essere appunto pubblici o privati. Un benessere sull'utilizzo, quindi su quello che è un ritorno proprio nell'ambito produttivo, nell'ambito dell'utilizzo di quello che viene prodotto, soprattutto nell'ambito della tutela delle risorse naturali, dall'acqua all'aria, al suolo. Oltre che a quel benessere del riutilizzo, perché se guardiamo l'aspetto della gestione dei rifiuti, un aspetto che sicuramente è legato alla capacità che il Veneto ha dimostrato proprio nel saper recuperare quello che magari nel passato era sprecato, era portato in discarica in maniera indistinta. Quindi sicuramente un'evoluzione che vede la necessità poi di adeguare quello che è la necessità di investimenti, di sviluppo economico, con quella che è una normativa, una legislazione. E qua entriamo forse nell'aspetto più critico, dove la legislazione, soprattutto che arriva dall'Europa, che poi a livello nazionale viene attuata, mette in forte difficoltà anche chi amministra il territorio, chi amministra le regioni, chi amministra la provincia, chi amministra i comuni, perché molto spesso queste normative vanno in forte contrasto con quelle che sono invece esigenze di, da una parte di attenzione, ma dall'altra parte anche di garanzia dei livelli territoriali. E soprattutto sugli effetti, perché se guardiamo a quella che è appunto il settore delle energie rinnovabili, vediamo che se da una parte si incentiva ad esempio la biomassa, vedete cosa succede nell'ambito montano. Noi abbiamo la provincia di Belluno che è quella più inquinata sotto l'aspetto del PM10. E quindi dobbiamo guardare proprio alle nuove tecnologie, a quelle che sono le opportunità che servono alle nostre imprese, ma che servono anche per garantire che l'utilizzo di quella risorsa naturale,
rinnovabile sia anche utilizzata in un modo adeguato. Quindi sicuramente in questo momento c'è bisogno di chiarezza a livello normativo e anche a livello appunto di quello che può essere il sostegno alle nuove opportunità, perché guardando a quelli che sono stati gli effetti, si parlava prima anche degli incentivi, quando termina l'incentivo mettiamo in crisi magari un settore, abbiamo visto con i pannelli fotovoltaici, ma forse perché non è stato ben regolato quello che è il mercato effettivo, perché se prima valevano 4.000 euro a kilowatt e adesso valgono 1.500, vuol dire che forse quello che era il ritorno economico anche imprenditoriale in quel momento era esagerato, non era adeguato, perché c'era l'incentivo. Allora quelle poche risorse che abbiamo, dobbiamo forse riuscire a investirle per garantire che quelle risorse diventino un volano di opportunità economiche, non possono essere finalizzate a quell'azione e poi morire là, cioè quel contributo magari a fondo perduto che si ferma all'acquisto di quell'impianto o di quell'intervento. Deve essere un sistema che che sviluppa un sistema economico, imprenditoriale da parte e anche di incentivazione appunto di sviluppo del ritorno delle risorse dello sviluppo che poi deve ricadere sul territorio, su quello che è uno sviluppo anche sociale ed economico. Proprio per questo che in questi anni, soprattutto di crisi, come Regione stiamo guardando alla pianificazione, perché effettivamente da tempo mancano certi tipi di piani. Ho visto all'ordine del giorno che il mio collega Giorgetti presenterà martedì proprio il piano regionale energetico. Come assessorato all'ambiente abbiamo adottato, siamo in fase di definizione del nuovo piano di rifiuti, anche questo è legato all'aspetto del recupero energetico. Abbiamo riadottato il nuovo piano dell'aria, anche questo è un settore fondamentale per la ricerca e per la tutela appunto della qualità dell'aria che poi ricade sulle nuove tecnologie. Adotterò fra 15 giorni il nuovo piano cave, nuovo piano, non c'è mai stato, il Veneto lo attendevamo da 30 anni, quindi io spero che sia veramente un risultato che in questo momento di crisi ci permetta appunto magari minor fibrillazioni logistiche, perché purtroppo molto spesso la politica deve sottostare a quella che è una pressione di un certo tipo. In questo momento forse che sono più calmi, soprattutto i lavoratori, forse è il momento di mettere ben precisi i criteri, le modalità, le opportunità, perché sappiamo che il settore estrattivo è stato un settore che è stato fondamentale in Veneto, ma che magari in prospettiva di quello che può essere un rilancio economico deve avere anche delle linee ben definite, perché altrimenti abbiamo visto quale poi è l'impatto sul territorio quando non c'è pianificazione o non si vuole dare pianificazione, perché poi forse è più semplice gestire in una certa maniera appunto un settore delicato come quello o come tanti altri, anche il settore dei rifiuti. Vediamo in giro per il mondo cosa succede, anche in Veneto purtroppo, ma c'è la volontà proprio di guardare a quella che invece può essere una pianificazione che mette tutti alla pari, per opportunità e per quello che può essere appunto il controllo. Quindi io spero che anche il convegno di oggi qui possa rimettere sicuramente, ci parlare di rinascimento, per avere il rinascimento servono anche i vicinati e in questo caso le istituzioni da una parte e le imprese dall'altra sono i due sicuramente artefici di quello che può essere poi il rinascimento che ricade sulla comunità e a livello sociale, dal posto di lavoro alla qualità della vita. Quindi io spero che questa sia appunto una nuova opportunità che ci permetta appunto di relazionarci giustamente con i vari ruoli, mantenendo distinti appunto i ruoli, però appunto con quella che è una sinergia fondamentale per ottenere risultati. Quindi buon lavoro.